La situazione è quella che è sotto gli occhi di tutti, cioè che nel Veneto c'è stata una diffusione a macchia di leopardo sul territorio di un sacco di realtà commerciali anche di grande entità, che si sono aggiunte ad altre realtà di media dimensione già presenti, e naturalmente hanno completamente saturato quello che è il territorio della Regione Veneto, perché naturalmente la Regione Veneto è anche una regione dove è presente tutto un tessuto di micro realtà sul territorio, che possono essere, come nel caso delle cooperative di consumo, negozi soprattutto nella realtà pedemontana, ma che possono essere anche i piccoli negozi di vicinato e a gestione familiare. L'insieme di queste sovrapposizioni ha prodotto una realtà che oggi è questa, cioè che c'è un assoluto sovradimensionamento dell'offerta commerciale delle strutture di commercio rispetto alle necessità, e questo naturalmente non può che produrre una situazione di enorme difficoltà per le piccole realtà, che sono i soggetti più deboli, e quindi di conseguenza il compito di chi come noi rappresenta in qualche modo un tessuto di realtà medio-piccole, anzi soprattutto piccole, è quello di cercare di fare in modo che si vada un attimo a un riequilibrio di questa situazione attraverso forme di sostegno che devono essere individuate. Naturalmente i cittadini, come chiunque di noi, è liberissimo di fare le scelte che crede, quindi non è in discussione la libertà, anzi c'è oggi una amplissima possibilità di scelta per cui ogni cittadino può liberamente scegliere. Noi crediamo che sia importante richiamare un po' anche la responsabilità dei cittadini, e cioè è importante sostenere anche attraverso naturalmente l'acquisto questo tessuto delle piccole realtà che ci sono sul territorio e che sono presenti in un po' tutti i paesi sia della pianura ma anche della montagna. È fondamentale sostenere questi negozi, perché l'unico modo perché questi negozi possano continuare a vivere è che abbiano una determinata frequenza. Questi negozi ovviamente non sono in grado di competere con le grosse realtà, non lo sono perché naturalmente parliamo di contesti commerciali completamente diversi, però a differenza delle grosse realtà questi negozi rappresentano un servizio fondamentale per la cittadinanza, per le famiglie, soprattutto nei piccoli paesi di montagna, dove il negozio è il punto di riferimento essenziale per poter continuare a vivere nei paesi. Quindi in qualche maniera, pur lasciando ovviamente, non mettendo in discussione la libertà di ciascuno di fare quello che crede, però un minimo di attenzione e magari anche privilegiando l'acquisto nei medi e piccoli negozi, soprattutto laddove magari si trovano interlocutori in grado anche di consigliare e di proporre anche prodotti sani e genuini, magari anche a chilometro zero in alcuni casi, o comunque prodotti su cui soprattutto i negozianti, quelli dei piccoli negozi, conoscono la provenienza. Questo sicuramente aiuterebbe i cittadini anche per essere abituati a un consumo un attimino più consapevole. Sappiamo che nelle grosse realtà commerciali arriva di tutto, non sappiamo da dove arriva, gran parte dei prodotti oggi può arrivare dall'altro capo del mondo, magari anche purtroppo con marchio italiano, come spesso succede, ma sono prodotti che assolutamente non provengono dalle nostre realtà, e quindi anche su questo i commercianti cosiddetti tradizionali, ma anche le cooperative di consumo, credo diano un valore aggiunto che è bene riscoprire, perché molti non si rendono neanche più conto di questi aspetti delle attività commerciali. È chiaro che non è più tempo dei solisti o delle associazioni che, ecco, un tempo forse anche negli altri settori merceologici c'erano le associazioni di rappresentanza che facevano riferimento ad appartenenze. Oggi non è assolutamente così. Oggi dobbiamo tutti insieme guardare quali sono gli interessi comuni, le cose che possono essere condivise, i temi sui quali si può avere un denominatore comune e portarli avanti. Quindi io lancio un appello, e l'ho già fatto
per iscritto, e mi auguro di ricevere una risposta, un appello sia all'associazione ASCOM, alla rappresentanza dell'ASCOM sia a livello regionale che provinciale, e sia anche alla Confesercenti, e anche se ci fossero altre realtà di rappresentanza del settore del commercio, di trovarsi attorno a un tavolo e cominciare insieme a mettere insieme alcuni temi comuni che possiamo portare avanti insieme, perché è una frase fatta, ma l'unione fa la forza, ed è comunque sempre una grandissima verità, e quindi su questo noi, ripeto, lanciamo il messaggio e siamo a disposizione. Allora, io spero di avere l'opportunità di incontrare presto il nuovo assessore regionale e magari anche reincontrare il presidente Zaia. La politica, la regione deve mettere mano alla cassa e vedere di studiare degli incentivi concreti, reali e effettivi che permettano ai piccoli negozi, alle realtà di cose che sono soprattutto sul territorio e quindi sono servizio al territorio, di stare in piedi. Perché è l'ora di finirla di fare retorica. I piccoli negozi, un tempo poteva essere diverso, oggi non è più così, non possono più stare in piedi, non sono più in grado di competere e quindi sono destinati a chiudere. La chiusura dei negozi vuol dire deserti, paesi deserti, vuol dire abbandono anche del turismo in determinate realtà della pedemontana, come si vede, basta avere gli occhi per osservare, vuol dire nelle città, nelle realtà urbanizzate, vuol dire zone abbandonate a se stesse, vuol dire degrado, vuol dire problematiche sociali molto più gravi. Con interventi di il piccolo negozio aperto in determinate realtà anche delle nostre città, dove oggi vediamo solo serrande chiuse, vuol dire rimettere in piedi un ciclo virtuoso, vuol dire ridare vita a queste realtà. E quindi il servizio che fanno questi negozi è un servizio che va molto al di là di una piccola, media, modesta attività commerciale, ma è un servizio al territorio e alle persone, e su questo noi battiamo il chiodo, e su questo è bene che la regione cominci a porsi qualche domanda e a pensare qualche intervento, visto che altre regioni d'Italia, e lo documenteremo poi all'assessore al mercato, queste cose si fanno con successo.